Mi domandavo, questa continua ricerca sul cervello umano e magari le frontiere più a portata di mano, dove si può vedere magari più facilmente o con un po' di ottimismo determinate soluzioni. Quale migliorie può portare alla qualità della vita dell'essere umano? E la seconda domanda era un po' relativa al titolo del suo libro, che non vedo l'ora di leggere. Quando uno scienziato si pone davanti numeri tipo quelli di prima, 1 milione di miliardi, eccetera, e quindi capisce la sua piccolezza di fronte a determinati problemi, non viene mai l'idea all'uomo, allo scienziato, che ci possa essere un alito sovrannaturale, che quindi al di fuori della portata del cervello umano per capire determinati meccanismi. Grazie. Potranno queste scoperte portare dei miglioramenti? E qui dipende a chi lo domanda, perché anche se parliamo della vaporiera, anche se parliamo della filanda meccanica, c'è chi gli risponderebbe che ha portato dei vantaggi e c'è chi gli risponderebbe che ha portato degli svantaggi. Io sono tra gli ottimisti, quindi secondo me la conoscenza è sempre positiva, però non sono scemo. So che la conoscenza di per sé significa poco, perché io posso essere l'uomo più informato, ma dentro di me c'è sempre un animale stupido, ottuso ed egoista. Parlo di me così non offendo nessuno. Quindi, siccome però poi siamo tutti uguali, il fatto che la conoscenza sia un vantaggio conoscitivamente non c'è dubbio. Che cambi le carte in tavola ho qualche dubbio, perché nel Settecento si diceva impareremo questo, impareremo quello, diventeremo più felici e diventeremo più saggi. Non è successo né questo né quello, quindi tutto sommato siamo, per così dire, condannati a sapere sempre di più, ma non che questo ipso facto ci migliori. Gli alti numeri, la grandezza dell'universo ci fa pensare che ci sia un alito superiore, come ha detto lei. A me non me lo fa pensare, non me l'ha mai fatto pensare, però sappiamo che ce l'ha sempre fatto pensare a tutti quanti, soprattutto i primitivi. I primitivi pensano che dietro una fonte, dietro un albero, dietro una collina c'è una divinità. Quindi l'uomo di natura pensa che ci sia qualcosa di vivente e di responsabile e addirittura di cosciente dietro tutto. Questo poi è sfociato nelle religioni cosiddette monoteistiche, in cui invece di 500 dei ce n'è uno solo. Quindi è nella natura dell'uomo quello di pensare che c'è qualcuno, il papà, che pensa a te, poi quella è la sostanza. Lo scienziato non si è mai accorto che questo sia necessario, l'uomo fa le sue scelte personali. Io ci credo poco, non posso dire che Dio non c'è, perché non c'è nessuna dimostrazione né in un senso né in quell'altro. Ci credo poco e soprattutto penso che se c'è talmente tanto da fare che certamente non penserà a me. Questo era Woody Allen, però. Sapete come dico? Il problema dell'esistenza di Dio non me lo pongo, perché se non c'è non importa. Se c'è sono sicuro che si saprà comportare dal Signore. Si diceva che il volume del cervello di un neonato è circa un quarto dell'adulto, però si diceva anche che il numero dei neuroni è costante. Non sapevo mettere insieme queste due informazioni, se diciamo c'è un tessuto connettivo o qualcosa. E la seconda è se la teoria dei neuroni specchio è accettata dalla comunità scientifica oppure è ancora al vaglio. Lei dice giustamente, se il numero dei neuroni è lo stesso, perché cresce? Cresce perché molte connessioni fra neuroni e neuroni intanto si formano di nuovo, ma soprattutto si foderano della cosiddetta guaina mielinica, cioè la sostanza bianca. Perché il bambino si distrae continuamente e certe cose non le sa fare? Le cellule ce l'ha, le connessioni ce l'ha, ma sono lentissime.
perché il nervo nudo conduce ad una velocità bassissima, il nervo con un isolante intorno è più veloce. Quindi quelle 4 volte di cui cresce il nostro cervello è dovuto essenzialmente al rivestimento della guaina mielinica, che ci sembra una cosa vile e poco importante, ma evidentemente è così importante perché distingue un cervello di bambino da un cervello da adulto. La seconda domanda era? Sui neuroni specchio. Ah sì, no, certo che la comunità scientifica considera valida la teoria dei neuroni specchio, che rappresentano una grande scoperta di una decina d'anni fa fatta a Parma. Purtroppo di nuovo la pubblicistica si è impadronita dell'argomento e dice primo che c'erano solo gli esseri umani, che è falsissimo, perché tanto per cominciare è stato scoperto nei macachi, quindi, e c'è anche nel cane e molto probabilmente c'è anche in un piccione. Secondo, non si riflette che l'attività dei neuroni specchio è un effetto, non è una causa, quindi non è una spiegazione, ma è una spia. I neuroni specchio sono neuroni particolari che si accendono, cioè emettono un segnale, sia che io prenda questo bicchiere con 2 dita, sia che veda Cristina prendere questo bicchiere con 2 dita. Quindi è sia azione sia percezione. Quindi sono neuroni ad azione mista che ci permettono, come dire, di imparare, di imitare. Tipico è il fatto che quando si vuole il bambino apre la bocca per dargli la pappa, la mamma apre la bocca e quasi sempre il bambino apre la bocca. Oppure che uno comincia a sbadigliare, cominciano a sbadigliare tutti. Quindi queste sono cose che abbiamo sempre saputo, che c'è limitazione, e con i neuroni specchio gli abbiamo dato una spiegazione scientifica. Volevo sapere se c'è qualche studio, qualche conoscenza nel caso dell'Alzheimer. Bell'argomento. L'Alzheimer è una malattia oggi conosciutissima e celebre perché la vita media si è allungata. Allungandosi la vita media, il numero di persone in cui il cervello viene gravemente leso sono aumentate. Dell'Alzheimer ci sono diversi tipi. C'è un Alzheimer piuttosto precoce, nel quale si sa che c'è proprio una patologia, cioè alcune proteine precipitano nella cellula, in particolare nel neurone, e quindi, come dico io, il neurone si riempie di segatura e quindi funziona malissimo e poi muore. Oppure c'è l'Alzheimer dei 65 anni o degli 85 anni, comunque è sempre morte cerebrale, in genere di una zona piccola che poi diventa sempre più grande. Quando diventa di una certa dimensione si ha una completa degenerazione del funzionamento e poi addirittura anche della fisiologia. È una patologia molto brutta, per la quale in questo momento non c'è assolutamente nulla da fare, che trasforma completamente l'intelligenza ma anche la psiche delle persone affette, e speriamo che fra le cose che porta la futura conoscenza neurologica ci possa essere anche un trattamento di questa patologia che per ora non ha trattamento. Professore, lei ha detto prima che il nostro cervello ha enormi potenzialità e questo mi ha fatto ricordare un qualcosa che ho sentito o che ho letto, e che cioè noi usiamo soltanto una piccola parte del nostro cervello nella nostra vita. Le chiedo, questa affermazione le risulta essere ancora valida o no? E se è vero quanto affermato, le chiedo perché non usiamo tutte le capacità del nostro cervello. Chi ha fatto queste affermazioni non ha usato tutto il suo cervello, però lo sentite dire da tutti quanti, lo sentite dalle persone più al di sopra di tutti.
Ma ve l'immaginate che il cervello usa solo una parte? Ma per quale motivo? E poi quale parte? Da cosa nasce questa cretinata? Dal fatto che nel tempo le cose sono cambiate. Per esempio io ora, se metto l'orecchio per terra, ammesso che arrivi, non sento più una pandea di bufali che si avvicina. Quindi è una facoltà che ho perso rispetto all'uomo primitivo. Ma nel frattempo ne ho acquistate talmente tante che ho l'impressione che ho perso alcune facoltà. In realtà noi il cervello lo adopriamo sempre tutto, anche i più pigri, purtroppo direi, perché sarebbe meglio che certe volte lo facessero almeno, e non c'è nessun motivo di pensare che non lo adopro tutto. Certo, non posso escludere che un domani, quando conosceremo di più, magari si aprirà qualche porta in più, ma oggi come oggi lo usiamo tutto e facciamo bene a usarlo tutto. Dopo queste 2 ore intense penso che i nostri cervelli abbiano bisogno di un po' di zucchero e credo che ci sia un buffet che ci aspetta da qualche parte. Grazie ancora a tutti.